Amici di Cucina con Emidio, siamo tornati per una nuova ricetta. Questa volta l'ingrediente principale sono le sardine e qualche ingrediente. Vediamo quali. Ovviamente le sardine, l'aglio, il peperoncino, del timo, 3 pomodori secchi, prezzemolo, delle noci, almeno 3, una ventina di olive, l'olio extravergine, il sale, del vino bianco e un po' di pane grattugiato. Nella padella ho messo l'olio extravergine insieme al peperoncino e all'aglio. Intanto taglio il pomodoro secco a pezzettoni, li inserisco all'interno, metto appena scorza di limone, ma proprio mezza unghia, il timo, le olive, mettiamo tutto a freddo, spezzetto le sardine, spostiamo tutto nuovamente nel piattino, saltiamo leggermente di modo da non far bruciare il pomodoro e neanche l'aglio. Prendo adesso un tovagliolo dove metto le noci, le chiudo e con un pestacarne cerco di sfarinarle un po'. Abbiamo tagliato a pezzi grossolani nel fazzoletto di carta le noci. Ora le sminuzzo, metto dentro i pezzi di sardine, con un cucchiaio giro e cerco di separarle, facciamo così, metto le noci, un pizzico di prezzemolo, una prima parte, versiamo il vino bianco, aumentiamo la fiamma e facciamo un pizzico di sale proprio leggero. Lasciamo evaporare, abbassiamo nuovamente la fiamma e visto che l'acqua sta bollendo mettiamo la pasta. Per questa ricetta sto impiegando dei sedanini. Prima di far questo ho messo a cuocere dei pesci che mi servono per abbellire il piatto. Adesso scoliamo lasciandogli un po' di acqua. Mettiamo un po' di pane grattugiato, una manciata, non troppo, e lo saltiamo. Aggiungiamo un altro po' di prezzemolo crudo, spegniamo, un piatto, una sardina sopra e una spolverata di prezzemolo. Amici, buon appetito!